Bassano del Grappa, le sue piazze, le sue botteghe, le famosissime grapperie, il ponte, le vecchie fabbriche, le scuole sono l'ambientazione della fiction di Padre in Figlia, con la regia di Riccardo Milani, il cui cast si aggira in questi giorni anche per il centro di Padova. Una miniserie girata per Rai Fiction tutta a nord-est per raccontare 30 anni di emancipazione femminile, dagli anni 50, quando i pregiudizi da abbattere sembravano insormontabili, al risveglio in quelli che saranno i favolosi 60, alla rivoluzione femminista degli anni 70 fino al boom economico negli anni 80. Un cast stellare con Alessio Boni nel ruolo di padre e molte donne, Cristiana Capotondi, Stefania Rocca e la bassanese Francesca Cavallin, e poi Alessandro Roca, Matilde Gioli, Domenica Diele. Bassano del Grappa, diciamo che la città intorno al quale ruota una vicenda che racconta 30 anni del nostro paese, tutto, cioè come è cambiata la condizione della donna dalla fine degli anni 50 all'inizio degli anni 80. Questo è il motivo per cui ci sono tutte donne dietro a raccontarla, quindi dal soggetto alla sceneggiatura, 4 nomi importanti, insomma. Com'è stato riportare Bassano indietro di tutti questi anni? Difficile, laborioso? Quali sono le cose più strane che avete fatto? Un centro storico conservato così bene permette un lavoro abbastanza semplice, ecco. Poi certo c'è l'impegno enorme da parte di tutti i reparti, la scenografia del film in testa, ma anche l'impegno poi dei cittadini di Bassano a sopportare disagi e inevitabili complicazioni della vita quotidiana. Però devo dire, mai come questa volta c'è successo di avere un impatto così positivo. Cioè la gente è stata gentilissima, è disponibile, educata, collaborativa e anche molto efficiente. 4 qualità che mi fanno amare molto un posto, una città, un territorio che conoscevo molto poco e che attraverso il lavoro invece ho conosciuto più nel profondo. Di questo sono molto contento perché è stato un impatto veramente molto molto positivo. Che tipo di donna sarai in questo set? Sono una donna che, diciamo, contravvenendo un po' all'uso dell'epoca, decide di studiare, perché la nostra storia va dal 1958 al 1985. Io sono nata nel 50 e una donna di quell'epoca lì era pensata all'interno del nucleo familiare, come madre, come moglie. Il mio personaggio decide di studiare, quindi incarna questa rivoluzione femminile, se vogliamo, al di là poi dell'ondata di femminismo che in parte il mio personaggio non condivide, perché si muove su dei territori che secondo lei non sono dei territori determinanti per l'affermazione della figura femminile, come per esempio il sesso, gli abiti, i costumi. Lei crede che con lo studio e con l'andare a guidare un'azienda si possa raccontare come le donne stiano cambiando, ed è quello che poi avverrà, perché il capostipite della nostra famiglia, che ha sempre desiderato avere un maschio, in qualche modo perde l'occasione di passare l'azienda al figlio maschio, e poi capirete perché, e io ne prendo le redini in qualche modo, quindi sono la persona che fa sì che questa storia familiare, che è nella distilleria, nell'alto artigianato, nella manifattura, non si perda. E nella vita, secondo te, quali sono le sfide che adesso le donne devono affrontare? C'è ancora qualcosa, qualche lotta da fare? Ma no, questi poveri uomini li stiamo massacrando, siamo padrone in casa, siamo padrone fuori. No, io credo che la donna debba smettere di pensare di lottare con i maschi. Mi sembra quella cosa che facciamo all'asilo, maschi contro femmine. Se ci spostiamo nel 58, davvero non c'è niente di male in questo Giovanni Franza che dice: porco cane, non so, 3 femmine, mi sono nate tutte storte, non voglio il maschio, porto avanti il nome della famiglia, cioè, lavorare anche a Natale, prima si lavora, poi dopo le vacanze, poi dopo le soddisfazioni. Era una cosa veramente naturale, era veramente dentro, insito nella nostra cultura, quindi ghettizzarlo adesso è facile, però quando sei nel 58 era così. Me lo raccontava anche mia nonna, mi raccontava a volte che le donne mangiavano in cucina e i maschi mangiavano a tavola di là nel tinello, quindi è una cosa
che ci appartiene. Vedere invece la cosa interessante, l'escursus, il cambiamento perché magari non ce lo ricordiamo dal 50 a oggi di una Italia culturalmente eccetera, è interessante perché è un messaggio molto forte. Poi di padre in figlia, proprio perché lascia il testimone alla figlia che porta avanti l'azienda assieme alle altre 2 sorelle, è un monito importantissimo, perché basta, la donna ha i stessi diritti dell'uomo, non smettiamo di stare lì a fare anche delle micro differenze, perché a livelli proprio intellettivi e proprio pratici hanno dimostrato che sono pure superiori agli uomini, quindi anzi forse l'uomo si ha paura di questo, quindi devono assurgere ai posti di potere in qualsiasi momento, in qualsiasi istante, quindi è un bel monito, un bel messaggio, soprattutto in questi tempi. In realtà narra la storia dell'emancipazione femminile in Italia e in particolar modo in una realtà come quella bassanese, ed è molto interessante perché Bassano, ma l'entroterra veneto non è stato così tanto rappresentato, quasi mai in televisione, per cui anche dal punto di vista della mentalità è molto interessante, però pur essendo circoscritto alla realtà bassanese diventa universale, perché effettivamente è la narrazione di come la donna in questo paese in quegli anni, dagli anni 50 agli anni 80, abbia fatto uno scatto di emancipazione forte. E il mio personaggio della condizione femminile, cioè una prostituta, riesce da sola, con le sue forze, a emanciparsi, a scrollarsi di dosso addirittura la maldicenza, no, delle persone per le proprie capacità umane e professionali, con la sua tenacia, la sua ostinazione, il suo credere nel valore del lavoro, ed è quello che noi siamo, riesce ad avere un percorso e ad affermarsi per quello che realmente è, al di là delle sovrastrutture, per cui è stato proprio un bellissimo viaggio. Jacopo Poli, una delle grapperie più famose del nord-est d'Italia, dentro la cantina è stato bello avere questo cast. È stata una bellissima esperienza, stimolante, divertente, impegnativa. Abbiamo distillato di notte per dare la possibilità a loro di girare di giorno. Avete dovuto riesumare una vecchia distillatrice, vero? Abbiamo dovuto riesumare macchinari per l'imbottigliamento, tutto quello che poteva essere coerente con il periodo in cui questa fiction, il periodo in cui si svolgeva questa fiction, quindi anni 50, anni 60, anni 70 fino agli anni 80. Devo dire che comunque il nostro alambico è un alambico che risale alla fine del secolo scorso, per cui si prestava bene a percorrere tutte queste epoche. Camuffare una città come se fossimo negli anni 50, 60, 70, camuffare il 100%, quindi togliere insegne, modificare le vetrine dei commercianti, togliere i cartelli, le telecamere, c'è stata una cosa molto, molto impattante, però l'obiettivo era troppo grande, quindi diciamo la città, non solo l'amministrazione comunale, ma i commercianti, i residenti, la protezione civile, i vigili, cioè c'è stato un coordinamento generale che ha fatto lavorare la produzione bene, e quindi lavorare bene su Bassano vuol dire far vedere bene Bassano in questa grande serie televisiva della Rai. Prodotta da BB Film, la miniserie è stata realizzata anche con il sostegno della Regione Veneto e di Vicenza Film Commission, un progetto per dare maggiore visibilità al Veneto e alle sue bellezze. Le produzioni cinematografiche e televisive hanno un ritorno sul territorio in termini di promozione, in termini di sviluppo, in termini di economie, che è eccezionale, soprattutto se si tratta di produzioni di qualità e di produzioni che raccontano delle storie che coinvolgono il pubblico, come quella di cui stiamo parlando. Anche perché veramente con un impegno tra virgolette di risorse pubbliche relativo c'è già una ricaduta delle risorse proprio pagate per realizzare questa produzione sul territorio importante, come ci auguriamo ci sia a livello di ritorno promozionale, specialmente per chi non conosce il territorio veneto, vicentino, bassanese. Sul territorio ci sono già state ricadute economiche importanti, non solo per gli alberghi e i ristoranti. Ricordiamo che la troupe è di 65 persone che vivono sul territorio, che hanno vissuto sul territorio questi 2 mesi, e più una serie di attori tra principali e secondari, sono un'altra trentina, senza contare poi le comparse. Per cui al di là degli hotel e i ristoranti c'è stato poi tutto il servizio catering, le auto del museo dell'auto
l'auto presa a noleggio, tutti gli artigiani e commercianti coinvolti, insomma non credo che si superi tranquillamente il €1.000.000, la ricaduta economica immediata, senza poi tener conto di quella che ci sarà quando andrà in onda la fiction dal punto di vista turistico. La miniserie, vista con gli occhi delle donne, sarà in TV dal 2016, 4 puntate in cui ritrovare anche la storia delle terre venete. Io ho visto che finora quelli che hanno girato a Bassano, questa probabilmente la produzione più importante, hanno trovato accoglienza, hanno trovato posti meravigliosi da proporre. Ripeto, se la regione, se l'amministrazione, se tutti insieme lavoriamo e naturalmente mettendoci anche qualcosa di nostro, sicuramente avremo la possibilità di ripetere questa cosa meravigliosa. Certamente Di padre in figlio sarà la fiction di successo nel 2016 e il fatto che sia a Bassano, nel Vicentino in Veneto, fa inorgoglire Vicenza Film Commission, che l'ha voluta con grande impegno e ha ottenuto sia dal comune di Bassano, dagli altri comuni e soprattutto dalla regione Veneto quel sostegno che era indispensabile. Speriamo che continui così. Ecco, qui ci hanno detto che i fondi sono pochi, però questo è uno strumento che porta molte ricadute sul territorio. Ricadute notevolissime sia sul piano dell'indotto economico immediato, ma nel futuro, nel marketing territoriale, nella promozione delle località, per cui dobbiamo cogliere queste occasioni in pieno, sfruttarle al meglio e io mi auguro che Di padre in figlio venga presentata in anteprima proprio a Bassano.